Ed infatti l'ho anche scritto, io sono Friuli Venezia Giulia, cioè a scanso del equivoci. Eccoti qua ragazzo, benvenuto nella rilassantissima Furlandia, questo più che altro per testare il microfono. Allora, ho il finestrino aperto, così ho voluto testarlo subito in una condizione un po' più difficile. Chiudo il finestrino, ecco, molta calma, perché il finestrino è Pull Me in suoi tempi, fermo, ecco qua. Ora ho il finestrino chiuso. E sto usando quel microfono tridimensionale nel senso che prende 3-4 direzioni del GoPro Media Moto. Ecco, questa è una cosa più interna per capire come funzionano le cose con la pratica. Soltanto che ho detto con la pratica, te ovviamente ti guardi la campagna furlana, sempre bella. Ecco, approfitto anche di questa clip per dirti che per andare a Sappada, ovviamente dal posto dove ero io, ho fatto la strada che porta a Gemona del Friuli e Tolmezzo, passa per quelle due città lì. È praticamente tutta così, se non anche molto più dritta, una specie di autostrada, ultra rilassante, ultra semplice e chiaramente piacevole, insomma dai. Siamo in mezzo alle fabbriche. Ecco, questo è un borghetto che ti farò vedere quest'inverno. Ci sono stato varie volte in moto, in macchina, si chiama Benzone, il paese della lavanda, e da quando ho scoperto un bellissimo parcheggio gratuito dove stare col camper è sicuramente una meta da fare. Mi dirà, c'è il parcheggio qua all'ingresso, sì, guarda, adesso c'hai solo 5 macchine, attento fra un'oretta. Ho portato via la bicicletta elettronica, sarebbe la bici elettrica. Cavazzo carnico, guarda com'è carnico qua. Te crea un fiale suspense, che seria suspense. Io non vorrei illudermi, ma mancano solo 33 km, il traffico è quello che vedi, e non ho visto un camper per strada. La rapidità segnata è del 10%, capirai, c'è una salita di montagna normalissima, insomma credo che col camper, con tutti i camper la puoi fare tranquillo, la puoi fare, ce la fai a farla con una rapidità del 20%. Non mi ricordo quella volta con Scalosso, mi pare in Ungheria si era arrivato al 28%, bisognerebbe riguardare i vecchi video, non me lo ricordo. Poi tante volte, l'avrei capito anche tu, certi cartelli li buttano alla cazzo, probabilmente perché gli avanzavano in magazzino, hanno detto ma dove lo mettiamo questo? Mettiamolo là, dai. La salita al 10% l'ho fatta in quarta. C'è chi si guarda le strade, come faccio anch'io ogni tanto su Google Street View, guarda, la strada più impegnativa è questa, è larga, cioè non vai col camper assolutamente nell'altra corsia, ecco adesso si è anche allargato un po' di più, e la sto facendo in terza, quindi ho i ciclisti chiaro, ho una macchina che arriva, aspetta che non pincio né a macchina né i ciclisti. Guarda che bravo, io ti dico queste cose perché sai, giustamente c'è chi magari appena preso il camper è un po' novizio o lo prende a noleggio e c'ha un po' di paura, insomma, perché non è abituato a guidare un mezzo grande, quindi io devo pensare sempre anche a quelli oltre che a me stesso, hai capito? Rigolato, fiore della carta, c'era scritto proprio così sul cartello, ed è proprio a Rigolato che hai varie strettoie dove tu devi dare la precedenza salendo, perché te la freccetta rossa. Forni a Voltri, qui avevo segnato il mio parcheggio di emergenza che è attaccato a una pista ciclabile e siamo a 10 km da Sappada. Ci sono stati dei punti prima dove la strada era stretta, ci passavo solo io praticamente, però ripeto, ho visto il traffico, guarda che bell'alberghetto a destra, guarda che bello. E qua vabbè, c'è il tornantino, niente di che, solo tanto liquido. Sappada, Plodno, Dolomiti, oh bene. E il secondo tornante, ripeto, nulla di che, c'è anche una cosa bellissima che è la linea di mezza via, vedi quella bella linea bianca che fa capire agli altri quanto scemi sono quando invadono la tua corsia, e in molti casi fanno sì che altri non invadano la tua corsia, cioè vedono la linea e stanno dentro la linea.
è una cosa che io adoro. Eccoci, benvenuto ragazzo nel mio paesino, Sappada, provincia del Udine, il mio paesino perché io abiterò qui. L'area camper è più che ben segnalata, ad ogni modo se non vuoi utilizzare il navigatore, era qua, direzione Tolmeso, te giri prima è accesa, era qua, te segui invece, che noi te guarda, avanti di qua e qui hai la mia casa. Allora, come ti dicevo, vedi, ci sono vari parcheggi, ma li hai già visti in moto, dai, li hai già visti in moto. Noi andiamo a riempire anche il secondo serbatoio e dopodiché ci mettiamo però non in questo parcheggio, ma in questo qui a destra, vedi, eccola, che è tutto all'ombra, è abbastanza all'ombra. Ci sono un disaster di camper, va bene, dai, vedremo il da farsi. Sono un disaster di camper, fiore. Un disaster. Eccola, ho caricato i miei 300 litri di acqua, precisamente 2,70 che è la capacità del pulmino. Adesso se il nonno si muove ti faccio vedere in tempo reale uno, secondo me, dei migliori parcheggi dove metterti, perché lì vedi dove si sono messi quelli, è parecchio inclinato, ok? Quindi noi andiamo di qua, prendiamo un tipo larghissimo, tendi a non ciappare il nonno qua sotto. Ormai è tardi, oggi niente giri epici, oggi faccio un giretto proseguendo di qua, a caso, senza tracce, vediamo che succede. Salutiamo il parcheggio di camper e via. Guardate puntino anche sto spiazzetto qua, ce ne sono tanti, questo invece è quello che avevo prepuntinato, quindi promosso, lo lascio. Laghetto Zie Glutte, anche le aree picnic, wow, è bellissimo, c'è un bordello di gente, ma ovviamente solo nel primo chilometro. Che trovi solo qualche giovane. Laghetto Segote, che è simpatico, è pieno di pesci. Oh, adesso è bello, sto andando verso la salita dice qua, speriamo di ciappabile, che non faccio pinza in moto l'avventura su cavalli a Tenere, dovrei andare di là. Facciamo, non facciamo, la vedo fonda, vado con le scarpe in acqua, il motore mi va giù perché è importante quello lì, vedi, ecco qua piuttosto, sì dai, sì, qua non dovrebbe andare sopra col motore. 3, 2, 1, via, breve ma intenso, via di qua e ribecchiamoci nello sterrato. Wow, anche qui è un bel posticino per i van life, vedo tracce di auto. Aspetta che me lo studio su Google Maps un attimo. Sì, fermo. Ok, l'ho appena promosso come uno dei miei posti preferiti, forse più preferito. Eh sì, perché c'è l'acqua, ci sono un disastro di sentieri, tantissimi e lunghi, quindi sì, non è che poca roba, cioè ti colleghi a tutti i paesini di montagna e c'è l'area camper, c'è vita, quindi se vuoi un baretto, una pizzeria, un ristorantino, ti serve, c'ho una moment, dove la farmacia, ma veramente ragazzo mio, la strada, almeno per me, per arrivarci è molto veloce e semplice, quindi ultra promosso. E poi guarda sti sentierini rilassanti così, no, 10 lode proprio. Porco cane, non c'era nessuno per non so quanto. Rilascio un mega ruto della serie che se c'è un orso mi vai sotto missione e mi arriva da dove c'ho di che viene. Che ero davanti. Faccio anche brutte figure. Guarda, il sentiero che ho preso io è perfetto per quelle giornate in cui non vuoi fare mona, enduro, cose del genere, ma vuoi semplicemente rilassarti. Quindi una semplice stradina in sterrato, in mezzo ai monti, ogni tanto costeggiate dal torrente, è un sogno. Per far questa io quando parcheggi il camper, ok, dall'area camper, guardi il torrente e invece di girare a sinistra, perché giri a destra, ok? A destra cosa significa? Che vai verso l'alto, se invece giravi a sinistra andavi in discesa. No, ma questi sono dei geni. Località dopo il ponte, giustamente
perché quasi il ponte dopo che c'è la località. E su Komoot devi cercare le puntine del mondo e la data del giro è 13 agosto 2025, così li vedi tutto quello che ho fatto, in più puoi anche scaricartela se hai un Garmin o anche un telefonino e te la segui. Mi sono già stanfato, adesso destra o sinistra, io deduco di qua. Ok, patatagno, guarda che non si orsi. Pum 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 pum. Wow ragazzi, cioè wow, punto wow. Niente, ho sentito dei rumori strani, una litata un po' troppo corposa, magari era un cieco, però siccome mi sono messo in testa dell'orso, è figa, e via. Eravamo abbastanza intro. Ho sentito, era una specie, no respiro, una specie di sbuffo, però ripeto corposo, un po' tipo quando ogni tanto senti le mucche sbuffare. Ripeto, magari era un cervo, però ti porto a vedere un po' di centro. Vedi, è sempre bello queste cose farle in due, perché in due ti fai molto più coraggio, ma soprattutto da solo, se sei scemo come me, ti condizioni da solo, cioè sei tu che ti crei le paranoie, porca troia. Certo mi dispiace tantissimo perché ero partito veramente gasatissimo. Tornare indietro è abbastanza frustrante, però vabbè dai, che ti devo dire, proviamo, stop male. Era, ecco, da avere uno spray anti-orso, esatto, e quello alla fine ti dà la tranquillità. C'è un po' come avere una pistola in casa e per chi ha paura dei ladri, ti spari nelle gambe e basta, porta là. Mi sta riportando in dentro verso altre montagne, che magari non è neanche zona da orso. È un labirinto qua, ti perdi, nel senso che ci voleva una traccia, anche che te la fai te, non c'entra, mica devi trovarle già fatte, non c'entra niente, ti fai te la traccia così hai un punto di arrivo, un punto di ritorno, sai più o meno quanti chilometri sono, i metri di ascesa e sai soprattutto dopo ritornare, è la cosa più importante. Pure una cosa carina, sempre che gli faccio pubblicità a quelli del Komoot, ma no, assolutamente no, è che quando sei al cazzeggio vedi cosa c'è intorno, non sai come arrivarci, clicchi il punto e gli dici vai. Hai capito? Sì, perché veramente ci sono tanti di quei vivi, ragazzo, che non hai idea. No, devo prenderla in braccio purtroppo, è troppo fonda. È troppo fonda. Eccola qua. E qua. Oh. Vedo anche questo spottino. Cos'è? Un probabile cadavere. Eviterei, cioè c'è un salto troppo lungo da fare. Wow, paradiso, bello. Io gli ho dato 10 lode qua, che 9 cazzate varie, 10 lode a Sappada con il camper e l'e-bike, perché dopo ricordo ogni posto ha il suo modo per essere vissuto. Sono posti puoi andare solo in moto, altri solo in bici, altri in camper non va bene, altri va bene, cioè. Qua ragazzo, camper e e-bike, che sogno, guarda che panorama, porca troia. Ci sono anche punti che puoi farti il bagnetto nel torrente. Sì, non mi fanno impazzire tutti sti sassi, di solito sai qua su Ipere, sassolini. Wow, dove cacchio sono? Wow ragazzi, wow, l'attimo utilitaristico, sì, ci vuole, perché la vita non è solo camper e bicicletta, la vita è milioni di altre cose. Tra i milioni di altre cose c'è il nostro cervellino, che se tu ci pensi è la cosa che ti permette di fare tutto, perché è grazie a lui che sei capace di lavorare, di muoverti, di organizzarti, di decidere, eccetera eccetera. Quindi non è forse la cosa più importante al mondo la filosofia, ossia il saper far funzionare il cervellino? Punto della domanda. Nella rubrica utilitaristica di oggi c'è un trucchetto che da tanto che non racconto più, che a me è servito molte volte. È difficile da applicare, molto difficile, però insomma dai, ti può venire in aiuto. Quando ti succede un qualcosa, non necessariamente disgrazia, anche tipo non so, fai un incidente con la macchina,
o ti arriva una multa da pagare, ecco, o cose del genere, per capirci, te ovviamente ti rovini la giornata, cioè ti incazzi come una iena e appunto rovini il tempo di questa giornata, neanche tanto del presente ma proprio anche del futuro prossimo. Il mio trucchetto è: prova a pensarti, che poi è la verità, cioè non c'è nessun inganno, prova a pensarti tra 10 anni, cioè di quella multa, di quella maccatura della macchina o quel che è successo, te ne importerà sì o no? E questo è una cosa importantissima che ti fa prendere anche decisioni del tipo: ma risparmio, non risparmio, prendo la moto, prendo la bici dei miei sogni, prendo questo, prendo quello. Quindi devi guardare questa cosa, ok? Quindi andare avanti nei 10 anni della serie: se non lo avessi fatto cosa sarebbe cambiato, però contemporaneamente anche parallelamente con l'aspetto della, come posso dire, con quell'occhio che usi per la tua sicurezza, no? Sai che uno dice ma devo mettermi da parte i soldi per la vecchiaia, questo e quell'altro, va benissimo per carità come ragionamento, ma se prendiamo l'esempio, devo prendermi la moto, contemporaneamente devi affiancare: ok, ma se la prendo tra qua 10 anni, che danno mi avrà, anche economico, mi avrà causato prendere la moto, hai capito? Ah, guarda, vabbè che trovi tutto nelle mappe, però è praticamente il prolungamento del parcheggio dove sono andato io prima. Buono a sapersi. Passeggiata lungo il Piave, che bello, c'è tipo i cartoni animati, bello. Secondo me, adesso lascia stare dove sono, che sono in un campo da golf, ma Sappada è uno di quei posti che, anche se il camper, è bene che ti metti da mangiare nello zainetto e vai a farti il picnic da qualche parte, perché ci sono tanti posti anche in riva al torrente fenomenali. Sì, è un cartone animato, guarda. Cos'è, agosto? Boh, temperatura percepita 24 gradi, dopo in realtà magari ce ne sono 26, che ne so io, però percepita. C'è sta rita frescolina, tiepida, frescolina, una macchia. E questi sono i giorni, oggi è 13 agosto, dell'emergenza caldo. Vabbè, ci sono veramente un botto di parcheggi, a questo punto non so neanche se ha più senso che io te li segni, cioè no, continuo a segnarli, ma ce ne sono veramente tanti e si allontani alla strada, e questa è la ciclopedonale, hai capito? Cioè, è la strada interna, quella è quella normale, è lì in fondo, dove vedi quei casoni. Io ti ho segnato veramente il male di posti, dai. Cioè quelli tattici ovviamente, perché sto facendo un po' anche una cernita. Guarda che bello, sei direttamente attaccato al torrente. Andiamo a vedere. Sì, un porco giochi. Il Lodno, dai, che carino, che simpatico, guarda che bello. Cioè qua posso venire a fare il mio castello. Che sogno, ragazzi. Le pareti per le arrampicate, eccoli qua. Questi sono i sentieri per quando ho paura degli orsi. Anche qui non era male, che faccio? Segno anche qui. Bella la moto, ma se io devo scegliere tra moto e camper con l'e-bike, 1000 a 1 il camper con l'e-bike, fiore, c'è paragone. La reccia che ti aspetta con spazietto mi manca. Un altro parcheggio tattico, andiamo a esplorare. No, certo che io a Sappada ci sono stato un botto di volte, però comunque è vero, solito discorso. Prendi la prossima svolta a sinistra. Prendo la prossima a sinistra, senza bici non vedi niente, o senza gambe. Il bello di queste app, lo uso con moto, però vabbè, ce ne sono varie, è che vedi punti di interesse, perché è una specie di social network dove la gente salva i posti, vedi Prendi la foto, la descrizione, tu ti pianifichi il percorso, vedi i punti e gli dici: ah, passa qui in questa cascatella, poi includi anche nel percorso questa vecchia chiesetta, questo murale, se questo e quello. Poi lui, in base al tipo di bici o a piedi o quel che è che gli dai, ora svolta leggermente a destra, calcola il percorso, insomma, ecco, non neanche protezioni. Aspetta che non fermo come qui che si ritrova caduto dal burrone, hai capito? Ma sai quanti quest'anno? Sì, la strada.
ecco la pista. Wow, c'ho il filo spainato. Qua un altro parcheggetto mio, ti voglio far vedere cosa ha fatto questo con i pannelli. Guarda che geniale, e lo apre da dentro. Nonostante non segno questo parcheggio perché non mi ispira. Di qua ti porto a vedere Sappada Vecchia, che è l'unica cosa che ho sempre visto di Sappada, ossia ste casette con sti dipinti e murales sulle pareti. Bellissimo, sì, ho chiesto alla festa della birra stasera questa scultura con le indescrivibile a Tini Cesa, la musichetta, madonna, che è tutto scuro, niente. I gerani, non i gerani, la scultura bellissima, idea, guarda che casetta, guarda gerani, gerani dappertutto, posso avere la menona che si gode a questa roba, incredibile, guarda che bei casettini. Quanto curate. Era un'altra Tini Cesa. È chiaro che non ti filmo tutto per ovvi motivi, però ti garantisco al 1000% che non ti annoi e una giornata assolutamente non basta. Infatti fai una settimana proprio piena di passeggiate e varie, con natura, sentieri, bagni nel torrente, ragazzi, non me la ricordavo assolutamente così. Bam 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 bam. Medico tipico. Alimentari tipici, qui sì, liquore a nocciola, sì, e questo invece è il centro normale di Sappada, non Sappada Vecchia. Questa roba tutto chiuso. Wow, ragazzi, veramente no comment, bello. Prossima svolta a destra. Eccomi qua. 20 km. Sì. Mi sono spostato perché oggi vado con un po' di ansia perché sono stati di recente avvistati 3 orsi qui, ero di passaggio per carità della Slovenia, però tutto a posto, via. Ora vai dritto, Scopro poi svolta a l'assistenza. destra. Sto andando dritto e poi svolterò a destra, questa è la mia giornata. Qui questa strada per 140 metri. La fabbrica dei Madonne, guarda che robe, che guarda il piccolo museo della Grande Guerra, che bello. Accidenti, per le cascatelle non si va in bici, era da portare il lucchetto che magari, e c'era tutto il sentiero che portava appunto alle cascatelle. Hanno appena sorpassato 2 ciclisti con la mountain bike, no? E ci stiamo avvicinando all'inizio poi dei sentieri e questo significa una cosa, tu ben sai che da sperare che magari faccia lo stesso sentiero, che così capa l'orso e l'orso si pinza loro, no? E io passo avanti dritto. No, aspetta, devo parlare italiano. Non siamo in Veneto, siamo in Friuli Venezia Giulia, seppur, non lo so. Abbiamo molto di austriaco, è vero che era un antico insediamento tedesco, non mi fa proprio adesso in Friuli, con tutto rispetto al Friuli che adoro, è la mia regione preferita, forse, o la seconda preferita. Cavalli al pascolo. La traccia viene ricalcolata. Traccia viene ricalcolata, no? È troppo ripido lì da andare. Ora fai una inversione. Deviazione è una verticale, cazzo va. Non è un discorso di fatica, è un discorso che... No, che vabbè, in GoPro non ci capiremo mai, perché avendo la lente grandangolare tu qua sicuro lo vedi dritto, è così. E scivoli, ma io provo ad andare avanti un po' lo stesso. No, praticamente acceleri si impenna. No, va avanti un bel tocco, dai. Vabbè, seguo la traccia, tutti questi passaggi dove puoi romperti l'osso del collo. C'è anche questo simpatico campeggetto a 1,2 km da Sappada, 2 km, ciapa in direzione a Forni a Voltri. Anche questa attività non la trovi su Google Maps, questo fa capire quanto non hanno bisogno di pubblicità. Irla, guarda che bei sti cartelli. Oddio, guarda che bello quel mulinetto. Oh, da foto, infatti adesso faccio la foto. Guarda che bella visuale, ma ti segno anche questo spot qua, ti segno, hai la vista anche di questo bellissimo mulino. Vabbè, io te l'ho segnato perché è tattico, da lì non ci entri, la strada dove entrare più avanti è parecchio strettina, però vedi, non essendo trafficata, che te frega, ci passi giusto col camper.
La discesa è c'è un cartello 10% di ripidità, però no, merita, sei a 1270 metri, non sei altissimo, ma ti garantisco che si sta bene. Le minime in pieno agosto durante l'emergenza caldo di notte sono state di 14 gradi, ok? E giù da noi non si respira. Qua dicevo io, ora hanno messo anche il cartello, vedi, parcheggio camper. È che si sono tenuti troppo larghi sti 4 ebeti, guarda, perché così non ci stanno più gli altri, porco cane. Perché non le pinzo il can. Dove il can? Ah, se neanche tanto ripido, ma me lo metto da muso, Dio gatto. No, è tutto storto qua, così. Ecco qua io direi. Vedi? Devi starci? Sorgenti del Piave, Monte Peralba, mi drogo o non mi drogo? Nel senso che pareva di esserci stato, sì dai, c'ero arrivato Tra 60 per metri l'altra svolta a sinistra su via. ciclabile. Il Fieno racconta, e se avessi a Ganza serve da spenderci qualche minuto in più perché era bello a saporare tutti i dettagli. Beh, questo lo consiglierei da fare a piedi, decisamente. C'è infinito, attrezzatura. Ho già detto che ho eletto Sappada. Ora fai una inversione a U su No, via. non faccio inversione U, voglio andare da qua. Come Heidi che corre felice sul prato, anche a me io corro felice. Comunque, l'ho già detto che avevo promosso Sappada come mia località viene preferita in ricalcolata. assoluto. Sì, l'ho detto 40 volte. Sì, ragazzi. È bello, camper e mountain bike qua è il top. Oddio, ho detto top. La traccia viene ricalcolata. Come i teenager. Se c'è la biscia che passo diventa una striscia. Farò la scorpacciata di verde anche oggi. Era tanto non andavo in bici. Ci ho riperso la mano proprio. Veramente. Infatti sono anche senza protezioni, quindi probabilmente freni inibitori a go go. Vai. Faccio per una coppa. È ripidina, ripidina. Ora destra, aiuto. Ultra ripida, c'era scritto che era molto impegnativa per la discesa esagerata. Vabbè, non so di quant'è, ma è veramente troppo, cioè ti sbilanci in avanti. Comunque bambini, peso sempre indietro, culo fuori alla sella, dietro la sella e via. Casco allacciato sempre, quello che io ho lasciato a casa, anche se c'è tornare indietro e c'è il sentiero chiuso, mi mangio le palle. Io ho detto, ma cosa mi servono le protezioni che devo fare tutti i sentieri tranquilli? No, invece qua mi sarei potuto lasciare andare. Prendi la prossima svolta a sinistra. Vabbè, tu. Poi quando sei anche da solo, ma anche poi per metterti infatti chissà quanto male, e dici, cazzo, chi chiama i soccorsi? Strada. Prendi la prossima svolta a sinistra. No, vabbè, sono a farle da soli e da incoscienti, infatti stai vedi quelli che in mountain bike sono sempre in 2 o 3. E perché dico che da incoscienti, ecco qua anche sbaglia strada? E perché ne leggo di gente che cade alle scarpate eccetera, vengono ritrovati dopo 2 o 3 giorni perché giustamente non sanno dove erano. Eccoti qua sentiero, non ti avevo visto, gliene lascio a chi ha voglia di rischiare, ma soprattutto a chi ha voglia di rompersi le balle con quelle robe lì. Porco cane, io vado a godermi la vita. Giustamente quelle cose belle che vedi sull'Instagram sono i bike park, ossia di sentieri tracciati apposta per mountain bike, quindi dove non trovi chiusure, dove non trovi punti esageratamente esposti, dove puoi cadere e non ritornare più su, hai capito? Quando vai in giro per i sentieri, che non sono questi, questa è una strada, è chiaro che puoi trovare la strada chiusa dai rovi, dalle frane, dagli alberi, da tante cose, capito? Oppure proprio strade franate dove passare è un po' una roulette russa. Probabilmente siete animaletti. È quello che è successo ai signori che trovi nella cronaca nera dei giornali, insomma, ecco,
che cadono giù e dici come fanno a cadere giù? Sono ubriachi? No, ragazzi, non si scherza, non siamo in un videogioco, non siamo in un cartone animato. Ora fai una inversione. Ci sono tante tracce inesistenti, cioè tipo questa, cazzo, è una strada praticamente. Che silenzio, gente. Wow, bello. Castello. Mia che salita assurda che ho fatto, l'adoro sta bici, perché è anche tanto alta di telaio, quindi i sassoni anche qua te li fai tranquillo, La traccia non viene tocchi sotto. ricalcolata. Wow, wow, wow. Rasta il navigatore, non te conosci niente del Sappada, accidenti, qua è strano, cioè non l'ha mappata praticamente nessuno. Sto sentiero qua non te lo calcola. Buoni, eccola qua, sto bivio, sto baivio, mega spazzarame, Dio cazzo, mamma mia, quanto spazzarame. Cazzo, non ho messo neanche l'antizecche, porco cane, siamo in Friuli ragazzi, ma non si scherza qua, ho anche quello apposta col dip là, con Sagai un nome al 50%. Cioè, chiedimi se sono felice. No, parole, un film, proprio. Queste dovrebbero essere piste da sci forse, ogni tanto vedo i cosi qua, Sagai, questi. Sì, confermo, sono tutte piste da sci. Sei anche bravi perché guarda che dice ripide porca miseria, ma ripide forte, estremamente forte. Boia, questa non era catrame intenso pezze. Buondì. Beh, questa dubito che sia una pista da sci. So giusto, in manco sì. Boia, fioi, wow, non capite? No, scemo che mazza, sfiori il freno, ti incappotti, è verticale. Vabbè dai. È quella che mi sono rifiutato di far prima, adesso la stiamo facendo a ritorno. Ok, ci vorrebbero, quando si fa ste minchiate, io per carità non sapevo proprio che si è andato a fare ste minchiate, ci vorrebbero delle buone scarpe per tutta cazzarola, sapevo io. Chi che abbiamo qua? Un cavallo, te do l'affetto, lo so perché hai paura della scossa, ma che bello un cavallo. Perché non ti metto il dedo in teloccio, ma se te si sustego, sta a venire qua, no? Vai, sta a fare il cavallo sustego. Guarda che bello, un posto per fare un bagno, un bagnetto. Guarda qua che ben, devo girare di là. È bello rilassante, ma non hai acqua fonda a sufficienza. Questo è il cappuccio che canta. E la Madonna, anche qui centinaia e centinaia di camper, sto contando, ma centinaia! Prova! Senti, che è forte! Così non la cazzo! Mi dicevo che te tagli e pascava, campi questo strafante che guarda, mamma mia! Tic tac, poi ciao, sì, una bella biretta. Poi, quando non c'è nessuno che ti caga, per me hanno anche perso un cliente. Procedi in direzione nord-ovest su Borgata Paluve. I prezzi veramente fuori per fuori, ma tanto fuori per fuori. Però insomma, li paghi volentieri in questo contesto che stai usufruendo. Ora fai una inversione U. No, faccio quello che voglio. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands
never cold. She's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes, and she'll tease you